Si sono aperti degli spiragli, fortunatamente il Mise ha chiesto un qualcosa che noi chiedevamo da tempo, cioè una discussione di gruppo. Ci eravamo lasciati così il 9 novembre alla Lovato di Via Casale a Vicenza, con spiragli che si aprivano al Ministero per lo Sviluppo Economico, ma con la proprietà che non cedeva, rimanendo ferma sugli esuberi 146 lavoratori tra lo stabilimento di Vicenza e quello di Reggio Emilia. Dal 9 novembre siamo arrivati al 29, 20 giorni per un nuovo incontro al Mise, il secondo, ma questa volta al tavolo ci sono tutti, l'RSU, il sindacato con la FIOM ed anche la proprietà all'azienda e l'Andi Renzo Group, gli enti locali con la Regione Veneto e il Comune di Vicenza. Obiettivo trovare la cosiddetta quadratura del cerchio per salvare un'azienda di un settore in cui il nostro paese è all'avanguardia. Siamo il primo paese per l'utilizzo di sistemi a propulsione con carburanti alternativi in Europa, grazie al fatto che il GPL e il metano nel nostro paese ha avuto un grandissimo boom.